Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ore 13, oggi dedicata inevitabilmente al post voto visto con gli occhi di chi rappresenta le varie categorie, e quindi dal mondo imprenditoriale a quello degli artigiani a quello dei pensionati, dei cittadini comuni. Parleremo di tutto questo insieme ai miei graditissimi ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Inizio subito presentando Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto. Accanto a lui Roberto Comarin, imprenditore. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dall'altra parte Paolino Barbiero, segretario provinciale dello SPCGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente voi telespettatori siete anche voi protagonisti, perché potete intervenire in diretta chiamandolo 0422 1626 798 oppure commentando sulla nostra pagina Facebook nel post dedicato proprio alla puntata di Ore 13. Allora, io inizierei subito facendo un giro di commenti tra i miei ospiti su quello che è il post voto. Un risultato che era atteso in qualche modo, un risultato che non avrebbe dato la maggioranza netta ad una coalizione, ad un partito. C'è il Movimento 5 Stelle, è il primo partito, ma non c'è il rischio che non abbia i numeri per poter governare. Insomma, un quadro di quello che è l'esito delle elezioni di domenica. Paolino Barbiero. Tanto, come dicevi tu, le cose erano risapute, insomma, qualche punto in più, qualche punto in meno, ma che con la legge elettorale fatta ci fosse una ingovernabilità di fatto rispetto alle scelte dei cittadini era chiaro. Adesso però secondo me bisogna fare una cosa molto semplice: tirare via dal vocabolario politico la parola inciuccio, perché tutti quanti hanno detto che non faranno l'inciuccio. Troviamo un altro nome, mettiamo responsabilità, e che responsabilmente chi ha vinto e ha i numeri maggiori per fare il governo rielabori i diversi programmi, e poi sulla base di questo si va in Parlamento, perché per quanto ci riguarda noi come sindacato, noi comunque con i governi, che siano di destra, di sinistra, che siano civici, ci siamo sempre confrontati. Con molti siamo andati giù a muso duro, con altri abbiamo trovato la mediazione. Abbiamo un percorso in sospeso con il governo precedente su tutta una serie di temi che riguarda i pensionati, il sistema per andare in pensione, la precarietà, il reddito da lavoro e quindi la tassazione che si paga sul reddito da lavoro. Le nostre proposte sono quelle, non cambiano. Prima c'è un governo e prima ci confrontiamo, e meglio è poi vediamo se hanno una corrispondenza, perché poi una serie di cose promesse nei vari programmi elettorali toccano i problemi. Quando si tocca la Fornero si tocca il problema delle pensioni. Pensioni per chi ci deve andare, non per chi ci è già. E per chi ci deve andare bisogna andare molto più in là dell'abrogazione della Fornero, perché ci sono norme negative che provengono anche da regole fatte da precedenti governi. Noi su questo abbiamo presentato delle proposte che tra l'altro costano meno dell'abolizione della legge Fornero. La stessa cosa vale per il lavoro. Per il lavoro da tempo noi come CGIL abbiamo presentato un piano per il lavoro che si basi anche su opere pubbliche fatte con senso, con etica e moralità, quindi che non ci siano corruzioni, che non ci siano sovrapprezzi, che si facciano opere pubbliche dove anche le imprese che lavorano vengono pagate in 30 giorni, non in 60, 120, con soldi che vanno all'infinito. Cioè, mettere mano a una serie di disfunzioni che tutti hanno elencato, ma che adesso alla prova del 9 bisogna superare. Poi c'è tutta la partita anche demografica, dove noi abbiamo cominciato a fare un ragionamento, e cioè ormai le stime ci dicono che da qui al 2025 gli anziani over 65 supereranno il 30% della popolazione, chiaramente con punte diverse da paese a paese, ma la realtà è questa. Quindi il 30% di anziani, partendo dal presupposto che comunque si va in pensione più tardi, sono quasi un terzo della popolazione, con una situazione di disoccupazione ancora così alta, con un calo delle nascite,
ci sarà uno scompenso demografico che andrà ad appesantire ulteriormente il debito pubblico se non si rimette in moto l'economia in senso positivo, e cioè bisogna dar lavoro a chi non ce l'ha, ma chi lavora non si può pensare di continuare a dare 1.000 euro, di fare tutti quei contratti al massimo ribasso e tutto quello che ci va dietro, e quindi bisogna intervenire sul costo del lavoro, ma quando si interviene sul costo del lavoro bisogna intervenire anche sulla parte di tasse che paga il lavoro dipendente, e guarda caso la flex tax, che parla di portare al 23%, ma da quello che ho capito le cifre eccedenti, non quelle che si prendono adesso, perché anche qua quando i programmi cominceranno a essere disarticolati bene capiremo un po' di più, ma alla fine per il 60% dei lavoratori che già oggi pagano il 23%, se abbassano le tasse chi sta sopra, per questi non c'è nessun vantaggio, quindi noi dobbiamo far diventare un po' più alte le retribuzioni di chi ha redditi bassi, se vogliamo far girare l'economia in modo diverso e se vogliamo che poi aumentando quelle paghe ci sia anche una correlazione con i contributi. Quindi c'è un lavoro importante da fare, per cui siccome adesso è finito il tempo della propaganda, bisogna sporcarsi le mani e vediamo se questa nuova classe dirigente che è stata eletta ha la capacità di sporcarsele le mani, spiegando ai cittadini la verità di come stanno le cose. E prima fanno il governo, meglio è, perché se decidono di giocare sul debito pubblico e sugli interessi del debito pubblico rischiamo che poi, invece di avere risorse per fare le cose che hanno promesso, devono mettere tasse per pagare le conseguenze sul debito. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io chiedo una cosa a Paolino Barbiero. Tutti parlano di giovani, lavoro, però i 50 anni senza lavoro, come nessuno parla, sono andati sul dimenticatoio. Solo questo volevo chiedere. La ringrazio, sì, in effetti il problema della disoccupazione è tanto grave per i giovani, tanto grave per chi ha tanto grave per chi perde il lavoro a 50 anni e anche a 60. Considerate che fino a qualche anno fa, se si perdeva lavoro nei dintorni dei 60 anni, con gli ammortizzatori sociali si riusciva ad accompagnare la persona alla pensione. Adesso, non essendoci più i 40 anni di contributi versati, ma dall'anno prossimo 43 anni e 3 mesi, non essendoci più i 60 anni di età di vecchiaia, ma i 67, cioè questo allungamento diventa complicato, ed è per questo che anche il sistema delle imprese, diciamo, bisogna trovare un sistema di flessibilità che va oltre la Fornero. Noi abbiamo delle proposte molto semplici che dicono 42 anni di contributi bastano, avanzano. Poi si può scalare un anno o due a seconda delle situazioni di chi fa il lavoro precoce, precario, usurante, si può scalare di un anno o due per le donne rispetto alle maternità, anche per compensare quel gap demografico che dicevo prima, bisogna farlo adesso e poi non cambiarle queste cose, perché se le fai e poi le cambi dopo 2 anni non dai struttura all'intervento che vuoi fare. E questo sarebbe già possibile, perché con la sperimentazione che stiamo facendo, app social, app precoci, app volontaria che sta partendo, che però non ci andrà nessuno perché ci rimettono un fracasso di soldi, a meno che non ci siano le imprese che compensano, perché poi l'app volontaria può essere anche finanziata dalle imprese, e anche qui sappiamo che le imprese grandi è possibile che ci sia questo finanziamento, per quelle medie e piccole è più complicate, anche perché se quelle grandi sono quelle che gestiscono la telefonia, luce, acqua, gas, ferrovie e quant'altro, basta che mettano un centesimo in più e compensano la cifra, quindi insomma sono tante le operazioni che si devono rimettere in moto con chiarezza. E l'altra questione è quella dei 67 anni, dall'anno prossimo servono 67 anni, bisogna stoppare, perché è il livello più alto in assoluto l'età di vecchiaia in Italia. E anche qui basterebbe fare una cosa molto semplice, prendendo la legge fatta ancora da Dini, dove si prevede che il calcolo delle pensioni venga fatto interamente sul sistema contributivo, quindi in base ai contributi versati, che a 63 anni si può andare in pensione. C'è però un vincolo, che a 63 anni puoi andarci se hai versato i contributi che ti consentono di avere una pensione sopra una certa cifra.
Con il sistema di coefficiente molti riescono di non raggiungere questa cifra, quindi basterebbe modificare un po' i coefficienti, trovare qualche miliardo, non decine e decine di miliardi come hanno promesso loro, ma qualche miliardo, e si potrebbe portare la possibilità di andare in pensione di vecchiaia, per chi non raggiunge appunto i 42 anni di contributi, a 62-63 anni, poi chi lavora di più avrà una pensione un po' più alta. Cioè sono piccoli accorgimenti che costano meno delle promesse fatte, ma su cui bisogna partire da un presupposto. Su questo ci vuole un confronto con il sindacato, e quando parlo di sindacato non parlo del sindacato dei lavoratori, anche il sindacato delle imprese, perché molto probabilmente quando fanno le cose senza il sindacato le fanno sbagliate, lo abbiamo visto, perché anche le imprese dicono che bisogna spendere meno sulla previdenza e quindi fa lavorare di più le persone, però chi fa lavorare di più le persone non è Gesù Cristo, sono le imprese, quindi le imprese devono anche dire quali sono gli elementi di flessibilità per fare in modo che le persone non vengano licenziate alla fine e quindi restano a casa senza reddito e senza pensione, perché stanno aumentando queste situazioni e purtroppo noi ne parliamo avendo la nostra retribuzione e la nostra pensione al sicuro, ma quando parli con questi soggetti ci sono delle disperazioni dietro a queste situazioni. Noi abbiamo il compito di introdurre velocemente un elemento di flessibilità, se poi questo lo fa i grillini, lo fanno i leghisti, lo fanno, a me interessa poco, a noi interessa il risultato. Che lo facciano, insomma avete capito, il governo deve ancora insediarsi e c'è già tanto lavoro. Forse abbiamo un'altra telefonata in linea? No, allora andiamo avanti con questa analisi. Roberto Comarin, imprenditore nel settore informatico, diciamo così per semplificare le cose. Lei per lavoro conosce gli imprenditori, conosce il mondo imprenditoriale veneto territoriale. Sì. Quindi ha un polso della situazione. Alla luce del voto di domenica, lo ha detto Paolino Barbiero, lo abbiamo detto anche in apertura, un voto prevedibile, che apre, che purtroppo lei aggiunge, perché? Che cosa c'era bisogno che uscisse dalle urne del 4 marzo? Ma io volevo un attimo ricollegarmi alla telefonata di prima, no? Pensavo giustamente a quella preoccupazione che ha quel dipendente. Io che seguo molti imprenditori con gli strumenti che noi diamo per il controllo poi aziendale, a quanti imprenditori di 50 anni e di 60 anni sono nella stessa situazione e non hanno alternativa. Cioè molte volte si dice ma l'imprenditore guadagna meno, come fanno le dichiarazioni, sono più basse di quelli dipendenti. Io sto vivendo realtà ma veramente concrete in cui gli imprenditori non hanno alternative in certe situazioni, continuano a fare il lavoro che fanno perché non trovano sicuramente un posto di lavoro, anche per le competenze che ormai acquisiscono in termini di imprenditori, quindi non hanno più una specificità, non sono più capaci di fare un lavoro specifico e quindi hanno una difficoltà ulteriore, non hanno sicuramente nessun tipo di supporto di alcun tipo. Vabbè. A parte questa parentesi, la situazione attuale per me continua ad essere sempre più preoccupante, cioè incertezza. Io le riassumo così, cioè vedo che la cosa che per l'imprenditore, perlomeno per me e credo per tutti quelli come me, sia preoccupante è vivere in un ambiente incerto. Incerto in questo caso in ambito politico perché ci manca la visione, cioè dove andiamo, dove puntiamo, dove dobbiamo puntare e questo per me è un'incertezza importantissima che poi si aggiunge all'incertezza che abbiamo nella parte fiscale. Se noi pensiamo negli ultimi anni spesometro no, spesometro sì, spesometro bloccato, modificato, rirettificato adesso, fatturazione elettronica l'anno prossimo probabilmente non c'è più. Quindi tutti questi adempimenti, queste fatiche, queste incertezze in ambito imprenditore non sai mai se fai le cose giuste e che per me è preoccupante, è assolutamente preoccupante. Abbinato a questo, parlavamo prima, dicevo, il problema è che molte volte l'imprenditore che è un bravissimo tecnico, io credo che in Italia siamo i migliori al mondo da questo punto di vista, si trova dall'altra parte con una mancanza purtroppo culturale nel controllo di gestione dell'azienda, che è la parte che noi abbiamo sempre più a cuore e dove non sempre troviamo la collaborazione del tessuto, molte volte per avere... La blocco un attimo perché è un aspetto molto interessante questo, nel senso che la collaborazione del territorio è fondamentale, anche se si va appunto a parlare poi con chi sta in alto. Ne parliamo, approfondiamo questo argomento subito dopo una breve pausa pubblicitaria. State con noi, tra pochissimo.
Di nuovo in diretta con Ore 13, stiamo parlando di quelli che sono gli scenari futuri del post-voto dal punto di vista imprenditoriale, lavorativo, dei pensionati. Con Roberto Comarini, imprenditore, stavamo affrontando un particolare scenario che è quello della collaborazione sul territorio, collaborazione culturale che non è così scontata. No, purtroppo noi che lavoriamo nel territorio abbiamo grossissime difficoltà. Io dico semplicemente a mettere al centro l'imprenditore. Ecco, mettere al centro l'imprenditore per me vuol dire cercare, per quello che faccio io, di fornirlo degli strumenti tecnologici che lo aiutino, ecco, noi lo aiutiamo nell'ambito del controllo di gestione. Però dobbiamo trovare collaborazione dalle associazioni, dai commercialisti nell'ambito nostro, perché abbiamo bisogno di dati, bilanci tipicamente, quindi le aziende più piccole per esempio che non tengono una contabilità internamente, ma la contabilità è tenuta dal commercialista, ci troviamo molte volte con un ostruzionismo a fornire certe informazioni che sono vitali per l'imprenditore. Allora un po' noi imprenditori che siamo più tecnici che gestori o manager delle nostre aziende, per cultura, per storia, è un po' che ci troviamo attorno un territorio che non ci aiuta, e io ripeto lo vivo quotidianamente questa difficoltà. È chiaro che ci troviamo un po' isolati, rischiamo di essere un po' isolati e rimaniamo con il nostro modo di vedere, con le nostre abitudini che non possono più essere usate in un tempo che è talmente veloce, con un mondo che cambia così rapidamente, in cui non riusciamo più a sopravvivere. Quindi io vivo costantemente le realtà di alcuni imprenditori che assolutamente guadagnano molto meno dei propri dipendenti, ma è una costante che io vedo molto spesso, soprattutto sulle piccole e medie aziende, e magari non capiscono neanche la dimensione del problema. Ecco perché molte volte molti imprenditori poi alla fine hanno perso casa, famiglia, e a volte si sono anche suicidati, perché manca una visione di quello che è anche l'andamento della propria azienda, della propria struttura, e chiaramente un voto politico come questo crea un'ulteriore incertezza in questa situazione che per me è già molto incerta. Altro punto di vista è quello degli artigiani. Presidente Sartor, un'incertezza, un rischio ingovernabilità che preoccupa. Ma a noi preoccupano alcune cose che sono venute fuori dal voto, ma preoccupano anche alcune cose che purtroppo ci sono nella cultura, perché chiudo anche un po' quello che stava dicendo prima chi mi ha preceduto. È chiaro che noi paghiamo in questo Paese il fatto di non considerare l'impresa come un valore aggiunto della società, perché senza impresa non c'è occupazione, senza occupazione non c'è economia, e quindi l'impresa è sempre considerata magari come qualcosa da spennare, come qualcuno che fa gli affari suoi, e può essere anche vero che l'impresa deve anche produrre, ma mai come un elemento forte su cui partire per risolvere i problemi. Detto questo però, credo che una considerazione sul voto dobbiamo farla, perché anche se la legge elettorale era stata fatta scientificamente perché nessuno vincesse, un voto così forte diciamo verso gli estremi non era stato preventivato, non stava nelle previsioni, qualche segnale c'era, e credo che questo sia la conseguenza del fatto che o i problemi li risolviamo, altrimenti si ritorcono contro, perché noi sommiamo una questione storica del Sud con una nuova questione del Nord. Il Paese è diviso in due, questo è il risultato del voto, no? E quindi credo che questo faccia dire responsabilmente che anche se non c'è una maggioranza politica bisogna costruire una maggioranza anche trasversale che affronti i problemi diciamo così, costituzionali e istituzionali, perché queste cose si risolvano. Cosa dice il voto? Il voto dice che al Sud la gente non si fida più nella destra e nella sinistra perché sono promesse, e ci vorrebbe più Stato e meno statalismo, perché questo è il concetto, Stato inteso come potere delle istituzioni invece di altri poteri, uno sviluppo serio, sviluppando le loro possibilità, e una questione del Nord che dice o che fa capire che stare collegato a una serie di lacci, lacciuoli, apparati burocratici romani
non fa crescere il nord e non libera le risorse e le energie del nord. Questo è lo schema del voto. Quindi se questo è, credo che ci debba essere la responsabilità, perché le riforme abbiamo visto che fatte a colpi di maggioranza poi il popolo non le approva e quindi noi abbiamo perso 25 anni di storia e se abbiamo perso 25 anni l'economia che ci circonda corre a un certo ritmo e noi corriamo e siamo fermi ancora. Questo è lo schema. Quindi io confido che responsabilmente si mettano assieme per creare e per risolvere le regole del gioco, perché è chiaro che c'è una spinta autonomista del Partito del Veneto, ma creata da tutti, che presuppone soprattutto una chiarezza. Noi abbiamo visto che le varie riforme dal 2001 in poi hanno creato una, tra virgolette, non una collaborazione ma un contrasto, soprattutto nel rapporto Stato-Regioni. Non abbiamo risolto chi fa cosa ed è chiaro che se vogliamo mettere in un contesto l'impresa che possa essere competitiva, dobbiamo liberarla da un apparato e da regole che cambiano continuamente e non fanno esprimere, cioè chi fa cosa e la burocrazia si risolve soltanto se noi semplifichiamo le regole e le manteniamo per essere punto, perché come diceva, è stato detto che prima non è solo un problema di regole per le pensioni o di regole, ma è un problema di regole fiscali, di regole economiche nelle quali l'impresa possa fare i propri investimenti e capire che negli anni successivi quello è il campo di gioco su cui giochiamo e quelle sono le regole, altrimenti se le cambiamo ogni volta e se mettiamo il Paese sempre in uno stato di confusione è chiaro che l'impresa non trova quel territorio e quelle tra virgolette condizioni per esprimerci e lo vediamo anche in una contraddizione che c'è oggi. Nei nostri territori l'economia si è ripresa, ma soprattutto si è ripresa da alcuni tempi per le esportazioni, significa che il settore manifatturiero soprattutto, ma anche altri settori, quello agricolo, si sono mossi e quindi hanno creato valore aggiunto e prodotti apprezzati, ma dall'altra parte abbiamo ancora i consumi che sono molto inferiori rispetto all'antecrisi e la ricchezza prodotta non è inferiore oggi rispetto alla crisi. Significa che anche il cittadino vive in un contesto non sereno e con prospettiva futura. Stessa questione l'abbiamo sulla domanda e offerta di lavoro. Oggi abbiamo tante imprese che non trovano dipendenti specializzati, parliamo di impresa 4.0, ma poi non abbiamo le persone capaci di usare la tecnologia diciamo che viene prodotta, oppure anche sui mestieri tradizionali vediamo che noi, il settore casa che vive da un periodo disastrato, ma oggi ha qualche elemento di ripresa grazie anche al sistema nuovo di costruire e anche agli incentivi che sono stati messi in campo, non trova più figure professionali e i nostri imprenditori per fare i lavori, parliamo di falegnami, parliamo di idraulici, parliamo di impiantisti, parliamo anche di gente che sappia lavorare nell'edilizia qualificata. Questi sono gli schemi. Allora se è così spero che ci sia la responsabilità di lasciar perdere che la campagna elettorale è finita, no? Col 4, oggi mettersi assieme credo non sia impossibile perché credo che i problemi siano chiari e anche dopo ci sono delle divergenze di governo, ma credo che ci siano tutte le condizioni per fare un governo tecnico che farà le cose normali e ci sia una volontà parlamentare, visto che siamo ancora una repubblica parlamentare e la parte legislativa spetta al Parlamento, per andare a mettere qualche regola nuova. Dopo è chiaro che se dura questa legislatura il tempo necessario per fare questo, non è detto che debba durare 5 anni, l'importante è che duri e la prossima competizione elettorale sia magari fatta in modo che qualcuno riesca a vincere. Il tempo di fare le riforme e poi certo. eventualmente tornare alle une. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Assolutamente sì, prego. Ecco, perché sto aspettando, ma loro parlano continuamente. Allora voglio dire che questo ultimo signore che ha parlato sì. ha concluso che bisognava che
dimmi come si chiama, le 5 Stelle. Bisognava che le 5 Stelle vincessero loro al sud per capire che c'era uno a Roma, ma che vive a Milano, Berlusconi, pur di prendere voto condoni, politiche compiacenti, li metteva lì per i voti, quando poi stanziavano 10 milioni per dire, 7 venivano al nord e 4 andavano al sud, ma anche al nord hanno mangiato milioni, ragazzi. Cerchiamo di fare le persone serie e per bene, perché sono andati a scuola da qualche anno più di migliaia di persone e non si può più prendere per il naso la gente. Io vi faccio gli auguri, complimenti questo qua, quei baffi, come si chiama? Paolino Barbiero? Paolino, no? Sì, sì, esatto. Ecco, complimenti a Paolino, batti saldo per essere onesti e lavorare bene e rispettare chi paga le tasse, perché c'era un noto, come si dice, statista americano, quando gli dicevano Andreotti ai tempi che fu, ma come fate a passare le tasse ai ricchi? Ma Benedetto le ha risposto questo, ma lo sai quanti migliaia sono i poveri? Hai capito? Non dobbiamo pagare per chi non paga. È ora di finirla, ok? Grazie a voi, buongiorno. Grazie signora, uno sfogo più che ma credo plausibile. che la telefonata della signora rappresenti in modo plastico l'opinione di molte persone e quindi adesso, siccome appunto sono d'accordo anch'io, la campagna elettorale è finita e appunto sostituiamo la parola inciucio con la parola responsabilità, devono trovare la quadra in Parlamento. Purtroppo anche qui in tutti questi 4-5 anni i vari politici hanno evidenziato come non ci fosse un governo eletto dal popolo. Il prossimo governo che ci sarà non sarà un governo eletto dal popolo, sarà un governo che troverà la composizione, se riusciranno a trovarla, all'interno del Parlamento, quindi questo deve essere chiaro, perché altrimenti se si vuole un governo dal popolo bisogna fare una legge elettorale che consenta di scegliere tra A e B, perché quando scegli tra A e B e poi A governa per 5 anni e B fa opposizione e poi eventualmente può fare la campagna per risolvere meglio le questioni, ragioni in un certo modo. Quando invece hai un meccanismo che è metà proporzionale, metà uninominale, alla fine non ci troviamo più con l'Italia che era divisa in 3 prima, perché c'era il nord, il centro rosso e il sud che cambiava colore a seconda di come poi a sud bisogna stare attenti, spinge la mafia, perché dobbiamo non dimenticarci anche di questo, perché in Italia non ci facciamo mancare niente. Adesso hai un'Italia spaccata in 2 con qualche macchiolina di rosso. E allora anche qua responsabilmente vorremmo capire se la Lega giustamente ha fatto la battaglia per l'autonomia e vuole portare a casa dei risultati rispetto all'autonomia, alla fine come convince il Sud a rinunciare ad alcune risorse e crea le condizioni perché il Sud quelle risorse le recuperi dentro a quel territorio, che è possibile fare perché se si fa un'operazione seria sul turismo al Sud, però bisognerebbe, è molto complicata, è per questo che io dico a questo punto se ognuno deve giocare contro l'altro per vedere cosa porta a casa questo governo dura poco, e invece dovrebbero responsabilmente i giovani grillini e da una parte tutti i leghisti che hanno preso una montagna di seggi provare a fare questa operazione, perché se tengo insieme queste condizioni e trovo il punto di equilibrio usciamo dalla crisi, se no fra 3 mesi ci troveremo ancora di fronte a una crisi di governo all'interno della maggioranza che si troverà in Parlamento. Poi io aggiungo anche, avendo seguito per tanti anni sia i chimici e poi i meccanici, c'è un problema vero, molti imprenditori sono bravissimi, hanno fatto prodotti, hanno avuto capacità imprenditoriali molto enormi, ma alla fine peccano sulla capacità di tenere in fila il conto industriale. Quindi che ci sia qualcuno che aiuti a tenere in fila il conto industriale è importante, anche perché se questo fosse possibile molto probabilmente avremo molti meno fallimenti,
Il 48% delle aziende fallite, cioè, avremo molto meno fallimenti, e pensiamo che scompenso crea il fallimento di un'impresa, oltre al fatto che per l'imprenditore non è mai facile, perché io li ho conosciuti e quindi delle volte uno si mette anche nel suo panno e dice: ma chi te l'ha fatto fare? Fai l'imprenditore, ti mangi la casa, ti mangi tutto, è verissimo questo, però ci vogliono strumenti, e ci sono, non è che non ci sono, che bisogna fermarsi prima di fare danni rilevanti. Se poi ci mettiamo anche il giochetto che hanno fatto le due maggiori banche qua dentro, e tutti quanti sapevano, chiaro, non è che non lo sapevano, perché qua bisogna finirla, perché quando vado a chiedere i soldi a quelle banche, un conto quelli va a chiedere il pensionato che lo hanno truffato, un conto va a chiedere chi invece sapeva che prendere quei soldi era come giocare in borsa, o era come giocare al casino, l'esempio che faccio sempre io: se vai al casino uno vince e 10 perdono, perché i 10 devono lasciare i soldi per compensare chi vince e per mantenere la struttura. Quando vai a giocare in obbligazioni, quello è il sistema. Allora, che un pensionato non lo sappia va benissimo, ma che un imprenditore che ha una grande impresa, che fa operazioni baciate, non lo sappia, lo sa, poi è stato anche indotto, mettiamola così, è stato costretto, tutto quello che volete, però poteva anche non farlo, poteva rifiutarsi, e nella vita bisogna anche alzare la testa ogni tanto. Pubblicità tra pochissimo. Di nuovo in onda con Ore 13, gli scenari nel mondo imprenditoriale, lavorativo del post voto. Roberto Comarin, imprenditore, stava parlando di un'Italia divisa in due, con un nord più votato al centrodestra, un sud che vota il Movimento 5 Stelle. Imprenditorialmente parlando, che cosa significa questo? O meglio, il polso degli imprenditori, le urgenze del mondo imprenditoriale. Quali sono? Quali sono? E quindi il messaggio che viene rivolto anche ai tanti parlamentari veneti che a breve arriveranno a Roma, portando le voci del Veneto. Io direi innanzitutto una chiarezza di strategie, cioè dove vogliamo andare come Italia. Abbiamo il paese più bello del mondo, abbiamo delle capacità in certi settori e siamo i primi al mondo, ma la politica sta orientando anche l'economia in queste direzioni. Stiamo dichiarando quello che andremo a fare fra 5 e fra 10 anni, quale sarà il futuro della nostra Italia. Abbiamo un sud, dicevamo prima, diviso, ma con bellezze assolutamente uniche. E certamente anche noi imprenditori del nord abbiamo tutti gli interessi che il sud funzioni, ci mancherebbe, e quindi è l'interesse nazionale portare avanti questa cosa. Certo che bisogna eliminare, come diceva prima il dottore, la mafia, tutte queste situazioni che sono presenti al sud e che non permettono di fare imprenditoria al sud. E quindi io dico prima di tutto strategie, sapere dove vogliamo puntare, dove vogliamo andare. Dopodiché io dico la burocrazia per noi diventa un ostacolo enorme, e poi la giustizia. Parlavamo prima un attimino, se io avanzo dei soldi da un mio cliente, qualche tempo fa un mio cliente mi ha detto: vabbè, avanzi 2.000 euro, cosa vuoi che ti dica? Vai dall'avvocato? Sì, me ne costa 4. Quindi siamo arrivati al punto in cui non conviene più neanche cercare la giustizia, perché costa di più delle volte dei microcrediti che avanzi. Quindi, e questo è assolutamente un sistema che crea, il discorso che facevo prima, una incertezza di fondo, per cui gli imprenditori si trovano un po' spaesati in queste situazioni. In tutto questo scenario, Vendemiano Sartor, Paolino Barbiero, c'è un'Europa che ci guarda, perché non dimentichiamoci che facciamo parte di un sistema Europa. Già ieri i mercati hanno iniziato traballando dopo il voto, si sono sentite dichiarazioni dall'Unione Europea, ma anche dai vari stati, su una sorta di preoccupazione, anche se nascosta, diciamo, su un ottimismo nei confronti del Presidente Mattarella, che dicono sarà in grado assolutamente di trovare la quadra, però l'Europa ci guarda. Ma non è che ci guardi, ci controlla, cioè noi siamo un paese a libertà vigilata, e c'è una strategia in atto, lo citava prima Barbiero, cioè un asse franco-tedesco che sta lavorando a creare le condizioni perché ci sia un'Europa a 2 velocità. Questo è il tema. Non dimentichiamo che i paesi dell'est, e l'allargamento è stato fatto per ragioni naturalmente di
politica generale, cioè sottrarre quei stati all'influenza sovietica, questo era l'obiettivo di allora. Oggi bisogna cercare che facciano sì di velocizzare un po' le condizioni, diciamo come noi, di condizioni sociali. E quindi c'è questo asse franco-tedesco che ritiene che ci debba essere un'Europa divisa a due velocità, e su quella, per fortuna maggiore, ritiene che l'Italia ci possa stare più per ragioni geografiche che per ragioni, tra virgolette, di merito. Però se questo è, cerchiamo anche di usare questa strategia, e questo mi permette di dire che il problema oggi non è assolutamente mettere il nord contro il sud. Il problema è che bisogna le risorse andarle a prendere da uno Stato centrale che è un po' troppo enfatico, no? Un po' troppo pesante. Questo è il tema, e quindi nell'alleggerimento dello Stato centrale c'è una possibilità maggiore per il nord e maggiore anche per il sud. E al sud, come dicevo all'inizio, bisogna che ci sia la presenza dello Stato, cioè è anche percepita la presenza dello Stato e non dello statalismo come è stato fatto in questi tempi. Credo che il fatto che il Paese sia diverso può essere anche una ricchezza che ci permette di arricchire la nostra capacità economica e la nostra capacità imprenditoriale, quindi dobbiamo tener conto anche di queste cose. Però un altro segnale positivo c'è anche dall'elettore nell'elezione, che l'elettore premia i grandi partiti e non vuole più saperne di avere una scheda con 30 simboli, quindi anche questo credo sia un segnale, questo credo sia uno dei pochi segnali positivi. Ripeto, confido nella responsabilità, perché oggi le regole si possono fare, i bisogni ci sono, e credo che non sia inconciliabile l'interesse del nord con quello del sud, perché se l'interesse è quello di dare maggior possibilità alle imprese, ai cittadini dei territori, credo che sia un interesse condiviso. Per quanto ci riguarda, credo che la battaglia che da sempre abbiamo fatto, che è quella della burocrazia, di una fiscalità diciamo così corretta, le tasse bisogna pagarle, ma cerchiamo che siano abbastanza equilibrate e non sia anche difficile pagarle, nel senso che la semplificazione è uno degli elementi. Non si ragiona di sommerso o non si risolve il problema del sommerso con le regole, mettendo più adempimenti. E credo che la burocrazia, il sommerso e soprattutto anche il malaffare ci sia solo una questione che può risolverlo: l'efficienza. Se noi cominciamo ad avere un apparato pubblico dal mio comune all'Europa efficiente, credo che sia l'elemento che va a scardinare tutti gli elementi del malaffare, che può dare anche segnali positivi e di prospettiva perché l'impresa possa fare quegli investimenti necessari per crescere e soprattutto anche per relazionarsi e creare diciamo benessere nel territorio. Questi sono i discorsi. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Prego, signora Nadia. Niente, io volevo chiedere ai signori cosa ne pensano. Stamattina, guardando il televideo, mi sono trovata ripescata la Boldrini e il caro Bersani, ma se non sono stati votati, che non hanno raggiunto il suo quorum, perché sono stati pizzicati ancora? Ma non trovo giusto, se è 2 giorni, sono passati 2 giorni dalle votazioni e ci ritroviamo sempre gli stessi personaggi. Vi ringrazio e arrivederci. Grazie signora. È un po' quello del bisogno del cambiamento, del rinnovamento, che però non è sempre detto che possa essere la garanzia. E la stanchezza dei vecchi nomi che hanno fatto la politica. La signora ha citato 2 nomi, io potrei citarne altri 20, nel senso dall'una che dall'altra dall'altra parte è il meccanismo che sul proporzionale, sulla base dei resti, recupera dei seggi. Il punto vero è che una parte consistente di classe politica che era prima in Parlamento non ha rischiato di suo in modo secco, cioè uno si candida all'uninominale, o vinco o perdo, ma va all'uninominale eventualmente per attrarre voti là, poi si mette dentro anche sulla lista del proporzionale sapendo che viene ripescato, ma questo l'hanno fatto tutti. Poi la signora giustamente si meraviglia della Boldrini e di Bersani, io potrei meravigliarmi di qualcun altro perché ce ne sono. Io penso che invece
tornando al titolo, mi aggancio a due cose che ha toccato Vendemiano che condivido. Noi dobbiamo fare in modo che esca un governo e che non è semplice rispetto al risultato, ci sia un ancoraggio forte all'Europa e al primo gruppo. Se invece prevale la logica che va veloce. Ok, perché se vai quello che vai veloce magari stai un po' dietro ma usi la scia. Se vai sul secondo e ti mettono insieme con quello del gruppo di Visegrad, per così dire, quindi gli ex blocco comunista, guardate che la cosa è complicata. Stiamo vedendo per esempio in questi giorni i due fatti emblematici che si sono sviluppati in Slovacchia, perché devo stare anche attento a non sbagliare. La Slovacchia c'è un pezzo di territorio che è zona franca. La stragrande maggioranza di imprese, non solo italiane ma anche multinazionali, cosa fanno? Portano le sedi là perché non pagano le tasse là. E poi c'è un altro pezzo dove abbiamo visto si è insediata la mafia per prendere soldi che l'Europa dà. Cioè, per dire, noi dobbiamo rendere efficiente dall'Europa in giù e poi semplificare, perché tutte le complicazioni burocratiche sono nate per controllare il fatto che ci sono le furbizie di vario titolo e poi alla fine fatta la legge ha trovato l'inganno, solo che hai costruito una struttura mastodontica che delle volte va anche in contrapposizione, quindi strutture snelle, semplici, controlli, certezza della pena. Quando si fa un fallimento di un'impresa è inutile andare avanti 5 anni, vediamo di chiuderla subito, anche per rimettere i beni in circuito. Noi abbiamo aziende che sono fallite, che c'erano imprenditori che volevano rilevarla e non è stato possibile perché i tempi della giustizia hanno fatto sì che quando tutto era concluso il mercato era andato da un'altra parte e quindi chi voleva prendere quell'attività ha rinunciato di fare questa operazione qua. Quindi tra l'altro aggiungo anche che quando si usa il termine sud, mafia, corruzione, burocrazia, questa roba qua è stata quantificata, cioè c'è una miniera d'oro. Se effettivamente ci fosse una classe politica fatta di giovani o di vecchi, a me interessa poco l'età, perché poi non è l'età l'indice di moralità, no? Ma ci fosse una classe politica che avesse un'etica, una moralità, che va là, che si prende i suoi soldi, si accontenta di quelli e non va a prendere neanche altri attraverso affari che può fare quando entri in quel circuito vizioso, noi saremo non solo il paese più bello del mondo, ma saremo anche il paese con un debito pubblico molto più basso, perché ricordiamoci, che sentivo proprio stamattina, siamo il paese che è terzo per il livello più alto. Okay. Riusciamo a compensarlo perché c'è ancora tutto un meccanismo che gira, ma con cose strampalate. Sentivo per esempio i comuni che abbiamo incontrato nelle settimane scorse, che praticamente tutti noi, chi paga l'IMU Tasi, l'ha pagato la seconda rata a dicembre del 2017 con l'F24, lo Stato ha incassato i soldi, doveva restituire la quota parte ai comuni entro il 27 di dicembre in modo che facessero conciliare i numeri, l'ha pagato il 7 di gennaio, dopo la Befana, con un'operazione molto semplice. Così sono andato in Europa a dire guarda, in cassa abbiamo un sacco di soldi, quindi non c'è problema, solo che dopo 5 giorni i soldi non c'erano più. Allora, siccome questi giochetti li stanno finendo all'infinito, io vorrei che si discutesse di questo. Ci fermiamo e torniamo un attimo a parlare anche di questo e di come ci guarda l'Europa, tra pochissimo. Garantito. Di nuovo insieme ad ore 13, ultime battute con i miei ospiti, stiamo parlando appunto di lavoro e delle prospettive che ci attendono dopo il voto di domenica. Paolino Barbiero, si stava parlando di Europa, qual è il rischio se non ci sarà un governo che dia fiducia all'Europa, a chi ci guarda in Europa? C'è un rischio? Sostanzialmente c'è un rischio, sì, perché poi avendo un debito pubblico alto, chi ha la necessità di prendere interessi sul debito pubblico si farà subito la voce grossa. Cioè, per fare un esempio,
cosa che se ne parla meno, basta guardare quello che è successo in Grecia, tra l'altro da un governo di estrema sinistra, perché Tsipras è di sinistra, cioè, praticamente la Grecia non è più proprietaria del suo paese, perché gli aeroporti sono andati in mano ai tedeschi, le ferrovie un pezzo hanno messo i soldi gli italiani, sto vedendo che gli italiani sono in concorso per comprarsi una parte di gas, i cinesi hanno comprato tutta una serie di altre robe, cioè c'è questo rischio qua, quindi io però confido, nel senso che quando si devono prendere i voti bisogna buttare il cappello per aria per prendere di più, adesso il cappello è a terra, i voti sono stati presi, devono guardare queste robe qua e molto probabilmente anche chi ha preso i voti nel prenderli non sapeva bene come funzionavano le cose, adesso ci saranno tutti quelli che gli spiegheranno come funzionano le cose, quindi vorrei avere un po' di fiducia, ma da questo punto di vista, chiudo davvero, c'è un dato di fatto che mi preoccupa, che bisogna capire il nuovo governo che considerazione ha dei corpi intermedi, e quando parlo di corpi intermedi mi riferisco del sindacato dei lavoratori e del sindacato delle imprese. Se ha una considerazione di usare, se serve anche, e di provare a far sì di comprendere qual è l'utilità che i corpi sociali possono mettere in moto in questa riorganizzazione della cosiddetta Terza Repubblica, molto probabilmente si possono fare dei passi in avanti, anche perché bisogna stare attenti. Con i problemi che abbiamo noi dobbiamo rafforzare la coesione sociale, perché se si rompe la coesione sociale tra nord e sud, tra bianchi e neri, guardate che rischiamo di raccogliere appunto delle rovine molto pesanti, e credo che il popolo italiano non si merita questo, e chi è stato eletto deve dare una risposta concreta. Roberto Comarin, chi è stato eletto deve mettersi una mano sulla coscienza e pensare che adesso è il momento di fare per il Paese. Certo, io vi auguro proprio che ci sia un'attenzione in modo particolare alle piccole e medie imprese, che sono poi il tessuto vero dell'Italia, e soprattutto quel tessuto, io dico anche sano, in cui c'è collaborazione tra imprenditore e dipendente e collaboratori, quindi anche quel grosso problema che è il costo del lavoro è visto da tutte e due le parti come un problema da risolvere. Quindi dal punto di vista mio dell'imprenditore, io credo che noi dobbiamo continuare ad innovare, perché possiamo essere competitivi solo in quell'ambito lì, non possiamo competere in ambito di riduzione di costi o costi del lavoro, ma su quello che noi produciamo con un livello tecnologico, un livello assolutamente migliore. Sulle infrastrutture si può risparmiare, no? Certo, l'energia, infrastrutture. Vendiamo Sartora, non certo sulle risorse. Credo che la cosa che possiamo fare è lanciare un appello alla responsabilità, perché credo che mai come in questo periodo il bene comune dovrebbe essere sovrapposto o messo prima del bene specifico di parte. È chiaro che sarà difficile farlo un governo, però credo anche che non sia impossibile se noi guardiamo agli interessi del Paese completo, guardiamo soprattutto a non far demordere o non bloccare questa ripresa che ci sta portando fuori dalle secche con una tanta difficoltà, perché se la ripresa continua e se le condizioni continuano, credo che i problemi si risolvano anche in maniera migliore, perché la ricchezza credo prodotta possa anche favorire la coesione sociale. Quello che mi spiace che non si sia mai parlato in questa campagna elettorale è quello della riforma anche del Parlamento, passata la moda della riduzione dei parlamentari e del bicameralismo, così come in maniera molto più forte nessuno ha parlato magari di riduzione della spesa pubblica improduttiva rispetto a quella pubblica sugli investimenti, che potrebbe anche essere un'ulteriore spinta all'economia complessiva. Vedremo quello che accadrà, magari ci ritroveremo da qui a qualche mese per fare il punto e per vedere che cosa effettivamente è stato fatto. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento naturalmente su Antena 3. Arrivederci.